234 234 0266 234 234. E partiamo proprio da qui, dalla campagna referendaria che, come sapete, prosegue. Dal 29 marzo vieni a firmare ai gazebo e in tutti i comuni. Sostieni il referendum Lega Nord per l'abrogazione della legge Fornero. Migliaia di lavoratori esodati e disperati, pensionati alla fame. Ridiamo speranza e dignità al lavoro. Vieni a firmare.org. Boss dei casalesi, Antonio Iovine, che da poco ha deciso di collaborare con la giustizia. I verbali, scrive l'agenzia Stefani, sono stati depositati in un processo in corso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Intanto, secondo titolo dell'agenzia Stefani, in arrivo a Ciampino i bambini adottati in Congo. La gioia dei genitori dopo mesi di attesa, accompagnati dal ministro Boschi. La ministra Mogherini dice un caso arrivato a felice conclusione. Terzo titolo, Renzi a Bruxelles, cambiare per salvare l'Unione Europea. Portarla a parlare il linguaggio dei suoi cittadini, il Premier al Consiglio Europeo insiste, prima vengono le cose da fare su cui trovare un equilibrio e poi i nomi. E ancora dalla prima pagina dell'agenzia Stefani di questa mattina, agguato all'uscita della A1, ma autostrada A1, morto il cosiddetto re delle mele. È morto nella notte l'imprenditore Gennaro Galdiero, 40 anni, imprenditore ortofrutticolo, finito ieri sera con 2 colpi di pistola a bordo della propria auto allo svincolo dell'autostrada A1 Caianiello, Napoli. Lo si apprende dai carabinieri. Galdiero era noto in Campania come il re delle mele
e aveva partecipato a varie trasmissioni televisive in qualità di esperto del settore ortofrutticolo. Una persona è stata fermata dai carabinieri per l'omicidio dell'imprenditore in questione. Intanto mi dicono che c'è qualcosa alla Camera. Cos'è che parlano alla Camera? Non ho mica capito. Per chiudere i manicomi psichiatrici. Per chiudere i manicomi psichiatrici, che è un provvedimento di una certa urgenza. In effetti sarebbe il caso di riaprirli invece, i manicomi psichiatrici, mentre noi torniamo naturalmente a ricordare la campagna referendaria. Puoi firmare presso il municipio del tuo comune di residenza in tutta Italia. E naturalmente sul sito vieneafirmare.org al numero 0266 234 234 tutte le informazioni del caso. Legge Fornero, ma anche abrogazione legge Merlin. Dal 29 marzo vieni a firmare ai gazebo e in tutti i comuni. Sostieni il referendum Lega Nord per l'abrogazione della legge Merlin. Stop alla prostituzione di strada. Riportiamo ordine e sicurezza. Tassiamo la prostituzione. Vieni a firmare.org. 0266 234 234. A questo punto però, siccome abbiamo lasciato interrotto il fantastico articolo di Marco Travaglio, La lingua batte dove Renzi vuole, è il titolo nella pagina interna, sul cargo del vincitore, il titolo in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Il cargo, perché non basta il carro sul quale salire in soccorso del vincitore. Dunque ci sono quelli che fanno parte del quinto stato, cioè il truppone di gente che si è presentata in TV, microfono in mano alla presidente della regione Friuli Venezia Giulia Serracchiani, ma tutto intorno una serie di personaggi che prima ne hanno dette di ogni peste e corna nei confronti di Matteo Renzi dall'interno del PD e poi sono diventati renziani. Ci sono i Cupirla, il quinto stato, in che stato sono conciati, e poi ci sono le giovani italiane, sezione massaie rurali convertite a Matteo Renzi. Federica Mogherini, l'abbiamo citata prima, la ministra degli esteri, diceva anche lei peste e corna di Matteo Renzi. Camera dei Deputati, chi è che parla? Sentiamo un po'. Sentiamo. Deve essere l'occasione, e la Lega ne ha dato lo strumento attraverso la nostra relazione di minoranza da un lato e attraverso la presentazione di un emendamento, per far sì che il dibattito sul tema delle malattie mentali potesse essere affrontato in maniera molto più generale e molto più complessa. Poiché la chiusura degli ex OPG avviene attraverso un emendamento in un decreto legge del 2011 che aveva ad oggetto il tema delle carceri, lo svuotacarceri targato ministro... Facciamo che lo riassumiamo dopo, perché torniamo al pezzo di Travaglio che mi sembra un pochino più, come dire, sull'attualità, visto che sul cargo dei renziani salgono in molti. Ma la cosa divertente, la cosa interessante è che ci vuole una pagina intera per contare quelli che sono saliti sul cargo di Renzi dall'interno dello stesso Partito Democratico, dopo averne detto peste e corna, come la ministra attuale Mogherini, che prima di diventare ministro del governo Renzi ha detto di Renzi di tutto, ha detto cose di questo genere. Sentendolo parlare di politica estera ha detto terza elementare, Renzi ha bisogno di studiare un bel po' di politica estera, non arriva alla sufficienza. E ancora ha scritto, detto e ripetuto la ministra Mogherini prima di diventare ministra del governo Renzi: confermo, Matteo, lascia stare la politica estera e di difesa, Obama e F-35 compresi, ti conviene, dai retta a me. Anche Marianna Madia, prima di diventare ministra del governo Renzi, ha detto contro Renzi di tutto e di più. Appena vide Matteo in TV con Bersani, la futura ministra Madia tagliò corto. Soltanto Bersani statura da presidente del Consiglio. Voto Bersani, è il miglior premier che l'Italia possa avere. Così diceva Marianna Madia. Dopodiché, nota Marco Travaglio, è arrivato, dopo queste parole, è arrivato Matteo Renzi, che poi le ha fatte ministre tutte e due, lei e la Mogherini, che lo criticavano. Sempre stata renziana anche Pina Picerno, fin da quando si laureò con una tesi sul pensiero politico del neosindaco di Nosco Ciriaco De Mita. Dopodiché la signorina Picerno passò a Franceschini,
dopodiché passò a Bersani, ma soltanto per finta, perché infatti Picierno twittava nel suo incerto italiano cose di questo tipo: qualcuno dica a Renzi che l'ONU ha appena stabilito che deve studiare. Bella supercazzola di Matteo Renzi sui diritti. La soluzione per Matteo Renzi è più discoteche in Iran. Lo slogan "adesso" di Matteo Renzi lo ha lanciato Franceschini nel 2009. Mazza che svolta quella di Renzi, ironizzava la signorina Picierno. E ancora, mi avanzano un sacco di cappellini della campagna di Renzi. Che faccio? Li spedisco a lui o libero il mio garage? E ancora, il pluripensionato Vespa andrebbe rottamato prima di tutti. Peccato che Renzi non la pensi così. E di nuovo la Picerno: se perdiamo le primarie il partito non tocchi i rottamatori, dice Renzi. Ma per chi ci ha preso? Per renziani? Diceva la signorina Picerno. Si è camuffata perfettamente prima del coming out, cioè prima di dichiararsi ovviamente e di appartenere alla corrente renziana. Poi c'è la categoria che Travaglio definisce dei trascinatori di folle, pronti con le transenne, perché arrivano Alfano e Casini, noti frequentatori di se stessi. Dall'alto del 4,4%, Casini spiega che lui più che altro fa parte del 41% di Renzi. Questo voto ha premiato il governo e anche chi lo sostiene, ha detto Casini. Angelino Joly invece trova che il 4,4% è un trionfo. Noi siamo un pilastro del governo, ha detto Alfano. Ha vinto la speranza contro la rabbia, il polo del buon governo contro quello della pura protesta. Siamo tutti più forti perché il nostro mezzo punto percentuale è stato ben sacrificato. Se avessimo preso lo 0,% in più, tutti voi avreste parlato di un risultato più che soddisfacente, ma in fondo, con le condizioni che si sono determinate, il PD al 41%, lo consideriamo comunque un buon risultato. Così Alfano, un po' come se l'Atletico Madrid dicesse: se il Real non ci rifilava 4 gol, vincevamo facile con 1. Dunque è andata di lusso. Poi c'è il Movimento 5 Renzi. Se avanzano transenne, tenerne qualcuna da parte per la prorompente iniziativa politica di Luis Alberto Orellana e Francesco Campanella, candidati alla guida del neonato gruppo senatoriale degli ex grillini, quelli che promettevano di lasciare il Senato. E invece no, troppo forte la tentazione di passare alla storia accanto alla rivoluzione renziana. Restano a piè fermo sulla poltrona e chiedono le dimissioni di Grillo. Il virile rapporto dei Renzastellati prenderà l'atletico ginnico nome di democrazia attiva e saranno dolori per tutti i passivi. Poi c'è il Mincul Renzi, la libera stampa fiera e compatta che marcia patriotticamente come un sol'uomo a fianco del suo generalissimo. Nella conferenza stampa dopo il trionfo, a un cenno convenuto del capo, scroscia fra i giornalisti il marziale scattante applauso a Sua Eccellenza il portavoce al secolo Filippo Sensi, portavoce di Renzi. Frattanto su Twitter e Facebook ritmano armonici e tacitiani i bollettini della vittoria. Francesco Bei su Repubblica scrive: stasera mi prende così, malinconia, sarà per aver gioito troppo? A questo punto spero davvero che Roberto Gualtieri ce la faccia. Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica: quando non sai più che pesci prendere, c'è la lettera al figlio di Kipling. E stasera c'è anche Gazebo, We Like Chopin, il giorno perfetto. Torna finalmente a rifulgere il sole sui colli fatali di Roma. Anche Travaglio cita poi l'agenzia Stefani. In linea con le veline del Ministero della Cultura Popolare e con i dispacci dell'agenzia Stefani, si registrano con viva soddisfazione i sobri titoli dei principali quotidiani. Repubblica, titolo: il riformismo diventa maggioranza. Il 41% del 57% degli elettori, pari al 23%, fa i conti invece il bieco Travaglio. Dopo questi risultati nessuno ci può fermare, altro titolo di Repubblica. Gufi sconfitti, ora tutti al lavoro. E titola ancora Repubblica: è la Renzi Generation. Vince D'Alfonso, ora l'Abruzzo potrà ripartire. Per il Tribunale di Pescara, aggiunge Travaglio. I socialisti frenano l'onda populista e infatti sono dietro al Partito Popolare. Titoli dal Corriere della Sera: la diga utile del Premier.
La fiducia del Colle su un governo più stabile. Renzi, telefonate ai leader europei. Ora l'Italia può puntare in alto. Grazie a Matteo si è avverato il mio sogno della vocazione maggioritaria. Col 45% di non votanti, aggiunge sempre il bieco Travaglio. Sulla Stampa, la vittoria sorprendente della Speranza. Matteo modello per i socialisti dell'Unione Europea. Svolta in Piemonte, vince Chiamparino. Il classico outsider, ironizza Travaglio. Napolitano soddisfatto per il nuovo slancio che avranno le riforme. Il socialismo in versione scout. Dalla Stampa al Mattino di Napoli. Perché inizia un nuovo ciclo politico e poi Prodi, Renzi può cambiare l'Unione Europea. Il Sola 24 ore, non il Sole, il Sola 24 ore, che titola e scrive: il cammino per passare da De Gasperi a De Gasperi è ancora lungo, ma questa è la strada che la politica italiana deve essere capace di percorrere. Ma andiamo ad Avvenire, il quotidiano dei vescovi. Renzi superstar, ora è un leader dell'Unione Europea. La valanga del PD vale più della vittoria tedesca della Merkel. Il trionfo di Matteo abbatte lo spread. Il Tempo, quotidiano romano. Renzi il conquistatore, il titolo. Ora Matteo detta la linea anche all'Unione Europea. Dal Tempo al Messaggero. Evitare il superego e nessuna vendetta, il mantra del premier del dopo exploit. Matteo incassa l'elogio del Colle. Primo atto del day after, riportare i bimbi adottivi del Congo in Italia. I renziani serrano i ranghi, titola ancora il Messaggero. Per la dunata del sabato renzista, scrive Travaglio, con salto nel cerchio di fuoco, pancia in dentro, petto in fuori. Poi c'è il Rosso Antico. Resta il quotidiano L'Unità, che lunedì si era improvvidamente scordata di Renzi. Niente foto di Matteo ma di Marine Le Pen e titolo anonimo. Europee vince il PD. Ieri la Pravda del PD ha precipitosamente rimediato con un cubitale effetto Renzi, per giunta in rosso e doppia foto, pagina 1, 2 e 3. A Mattè, ricordate degli amici. Segue lezione di politica di Maria Novella Oppo, che invita Grillo a controllare la prossima volta dove tira il vento. Questo sì che è un programma di vita. Ottime e abbondanti anche le cronache locali. Ginnico e inequivocabile il titolo delle pagine romane di Repubblica. Trieste, Parioli, il quartiere più rosso. Grazie agli 80 euro, infatti, pare che per un attico ai Parioli occorreranno appena 20.000 vite. Parioli presente, a noi, scrive Travaglio. Poi ci sono i renzusconiani. Sul fianco destro salmodiano i maestri cantori berlusconiani, finalmente liberati dal seccante fastidio di dover scegliere da che parte stare, col rischio di perdere contatto col potere per qualche nanosecondo. Renzi consente loro di stare con la destra e con la sinistra, si fa per dire, ma non in rapida successione come in passato. In contemporanea, con notevole riposo per le affaticate lingue. Sallusti, anche senza aspirapolvere, è ancor più giulivo di quando vinceva padron Silvio. Asfaltato Grillo, titolava ieri il giornale di Sallusti, e le riforme o le fanno PD e Forza Italia o non vedranno la luce. Sul Foglio, Claudio Cerasa, renzusconiano di ultima covata, può finalmente concentrare il muscolo involontario, sempre la lingua, su un solo destinatario. Il governo Angela Renzi, titola il Foglio, in lievissima contraddizione con le aspettative di un Renzi che rottama la Merkel e cambia l'Europa. Adriano Sofri, già difensore di Berlusconi dell'Utri e Mangano, ma sempre da sinistra, nonché autore di enciclopediche articolesse per sponsorizzare Bersani alle primarie, Adriano Sofri non ha potuto fare a meno di fregarmi le mani, scrive Sofri, per il trionfo renziano. Giuliano Ferrara si fa una pista di coca con grande perizia manuale e nasale, vestigio di una lunga pratica, per festeggiare quelle che chiama le riforme di Renzi con l'appoggio di Berlusconi e il partito manettaro sconfitto. Poi c'è il TG Renzi. Il TG3 mostra i primi lavoratori in lacrime, ma per la commozione, che sventolano la pingue busta paga con gli 80 euro e si interrogano confusi su come spenderanno tutto quel ben di Dio. C'è chi ha la testa che gli gira e immagina un resort ai Caraibi, chi progetta una vacanza a Bali, chi una terrazza ai Parioli, da quando sono diventati il quartiere più rosso di Roma. Chi sa far di conto invece è ancora incerto, fra mezzo pacchetto di Marlboro al giorno e una scatola di mentine. E ora, ragazzi, intoniamo tutti insieme il nuovo inno nazionale.
coniato dagli ormai celebri Balilla di Ragusa. Facciamo un salto, battiamo le mani, ti salutiamo tutti insieme, Presidente Renzi, muoviamo la testa, facciamo festa, a braccia aperte ti diciamo benvenuto. Siamo felici e ti gridiamo da oggi in poi, ovunque vai, non scordarti di noi, dei nostri sogni, delle speranze che ti affidiamo con fiducia oggi a ritmo di blues. Le ragazze e i ragazzi, tutti insieme, alle tue idee e al tuo lavoro, affidiamo il futuro e poi di nuovo, ancora insieme, noi camminiamo, ci avviciniamo, è un giro tondo, noi formiamo sempre a tempo di blues. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. E tanta animazione per bambini e musica dal vivo. Vi aspettiamo numerosi. Bancarelle Città di Milano, perché un evento non vale l'altro. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Firma, firma, firma! Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma, firma, firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234 234 0266 234 234. Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò.
nuovo centrodestra. La sveglia deve partire da qui, dice il direttore di Libero Belpietro. Si ricomincia da un conservatorismo liberale, riforma della giustizia, deregulation su fisco e lavoro e basta questo europeismo masochista. La Lega ce l'ha insegnato, paga in campagna elettorale dire basta euro. I punti dunque di Belpietro, secondo Belpietro questi punti sono quelli che dovrebbero essere il cardine del manifesto del nuovo centrodestra: abrogare 3 leggi su 4, far fuori la burocrazia, e tutto ciò che non è vietato è permesso, deve essere il nuovo motto del centrodestra. In tema di lavoro, libertà di assumere in tutti i modi e in tutte le forme, anche col bastone e la catena. Libertà di licenziare con adeguato indennizzo economico, basta con la cassa integrazione, sussidio di disoccupazione che cessa se si rifiuta un nuovo lavoro. Poi in tema di fisco, soltanto 3 aliquote sul reddito, basta vincoli sui contanti, eliminazione della TASI, la tassa sulla casa, e di altre imposte vessatorie. In tema di giustizia, separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, chi sbaglia paga anche in magistratura, eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale. In tema di Europa, ridiscutere la collocazione politica del centrodestra italiano, basta europeismo masochista. Sull'immigrazione, coinvolgere l'Europa nella gestione dell'emergenza clandestini e accogliere in Italia soltanto chi lavora e accetta le nostre regole. E questo è il manifesto per il centrodestra proposto da Libero. Tanto sempre da Libero, la riflessione di Paolo Emilio Russo su Berlusconi che corre ai ripari e firma il referendum della Lega Nord. Su Libero c'è anche l'analisi di Gilberto Oneto sul carroccio di destra che non convince tutti, attenti a non perdere gli indipendentisti. Intanto Oneto parte dai numeri. Nell'ultimo anno, rispetto alle politiche 2013, 2 soli partiti hanno davvero aumentato i propri consensi. Il Partito Democratico li ha aumentati del 18 e rotti per cento, 1.757.000 voti in più ha preso il Partito Democratico rispetto alle ultime politiche 2013, la Lega ha preso 247.000 voti in più, il 17,2% in più rispetto alle politiche 2013. Tutti gli altri partiti ne hanno persi. Di particolare interesse i numeri leghisti, scrive Oneto. I 65.000 voti del Sud sono una novità. La crescita è del 143% al centro, più 72.000 voti, del 24,8% nel nord-est, più 113.000 voti, e del 5,1% nel nord-ovest, più 46.000 voti. Il voto del nord-ovest assume una prospettiva diversa se si guardano le singole regioni. C'è una crescita di 49.000 voti in Piemonte, più 40%, 21.000 in Liguria, più 98%, 786 in Val d'Aosta, più 33%, ma un inaspettato calo di 26.000 voti nella Lombardia di Maroni, meno 3,5%. Il Carroccio perde con percentuali superiori al 10% a Varese, Brianza, Mantova, un po' di meno a Como, Lecco, Bergamo, Brescia, fino al 2,7% di Milano. Cresce a Cremona, di più a Lodi e Pavia, moltissimo a Sondrio con un più 33%. Cosa sia successo in molte province lombarde dovrà essere per Salvini oggetto di attenta osservazione, scrive Oneto. A occhio parrebbe che le tradizionali roccaforti non abbiano apprezzato l'abbassamento della tensione indipendentista. Questo è il primo dei problemi che la Lega, scrive Gilberto Oneto, deve affrontare dopo la vittoria. La scelta fra la via indicata dall'articolo 1 del suo statuto, indipendenza della Padania, e le aperture italiane. La composizione molto lepenista del nuovo drappello di parlamentari europei sembra dare indicazioni, confermate dal successo personale di Tosi, che preoccupano l'anima indipendentista del partito. Un altro punto da tenere sotto controllo è il differenziale di voto preso in Piemonte fra le europee e le regionali, che supera il 21% e testimonia di un evidente malessere della base nei confronti della dirigenza locale, oltre che verso l'apparentamento con liste come Destre Unite, Grande Sud e Azzurri Italiani. Salvini deve poi mettere urgentemente mano
Conclude Gilberto Neto, ai mezzi di comunicazione del partito, che non navigano in acque tranquillissime, che devono invece trovare sicurezza economica e soprattutto una funzione culturale ed ideologica coerente con la linea che la Lega intende intraprendere nel cammino di resurrezione che si trova davanti. In Padania, conclude Gilberto Neto, ci sono 2,5 milioni di ex leghisti o leghisti in sonno da recuperare e molti milioni di cittadini da convincere, delusi da Grillo, stufi di Berlusconi, orfani di Monti e del democristianume, ma anche tutti quelli che si accorgeranno presto degli inganni renziani. Nella generale confusione e ambiguità della politica italiana serve una Lega che faccia la Lega, conclude Oneto oggi su Libero. E già che siamo a Libero, domanda che ci azzecca la ministra delle riforme Maria Elena Boschi, alla quale il premier ha regalato lo spot coi bambini del Congo. Matteo Renzi l'ha mandata a recuperare 31 piccoli adottati, bloccati in Africa. Oggi il rientro con il volo speciale, con buona pace del ministro degli esteri Mogherini. E infine, sempre dal Libero di oggi, consigli per la lettura, La tavola degli orrori, a pagina 21 c'è un articolo di Carlo Cambi sugli spaghetti afghani, le lasagne cinesi, la bresaola brasiliana, così il low cost straniero contamina la nostra tavola, la nostra cucina, e l'indagine della Coldiretti. Sul formaggio, per esempio, dal parmigiano reggiano abbiamo le varianti contraffatte del parmesan, del reggianito, niente meno, del kit parmigiano, che vengono da Canada, Argentina, Belgio, Gran Bretagna e Brasile. Poi c'è il pecorino, che ha la sua variante contraffatta nel romanello, nel gorgonzola sauce, nel crotonello, niente meno. Certo che uno deve essere un pirla, andare a comprare un formaggio che si chiama crotonello. Canada, Germania e Romania i paesi d'origine. Quanto ai salumi, la mortadella, il cacciatore, il salame Milano, la soppressata e il prosciutto cotto diventano contraffatti mortadella Sicily, Milano salami, cacciatorino con una T sola e con una C sola salami e soppressata con una P e una S salami, nonché Villa Gusto. Paesi d'origine di questi squisiti cibi: Brasile, Germania, Canada e Cina. Poi abbiamo i vini, la Barbera, il Chianti, il Prosecco, Valpolicella, Barolo e Brunello diventano White Barbera, cioè Barbera bianco, una roba che fa venire il volta stomaco soltanto a immaginarla. Vi immaginate una Barbera bianca? E White Chianti, Chianti bianco, la Vinoncella, il Cressec, il Prisec, il Merzecco, il Barollo con 2 L e il Monticino. Beh, se uno all'estero poi magari c'è meno cultura, diciamo, e quindi effettivamente questo crea un danno enorme. Certamente all'estero questo costituisce un problema, perché i paesi produttori di cotanti vini, compresa la Barbera bianca, sono gli Stati Uniti, la Romania, la Germania e la Gran Bretagna. Il Pandoro rimane Pandoro ed è prodotto in Argentina, secondo quel che dice la Coldiretti. I sughi, abbiamo il pesto, il ragù e la puttanesca, che diventano bolognese Roman style, il pesto rimane pesto. Prodotti in Stati Uniti, Cina, Germania, Estonia. La pizza e la pasta si producono ovunque con sembianza italiana, e così come l'olio extravergine d'oliva, dagli Stati Uniti al Marocco, dalla Tunisia alla solita Cina e all'Australia. È la tavola degli orrori, in effetti, scrive il quotidiano Libero. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the
Referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma, firma, firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234 234 0266 234 234. No, io vorrei dire, riprendo una frase che ha usato ora Bersani, e cioè non è più ora di spot. Il governo non ha mai usato spot. Il governo ha avuto, io credo, una grossa coerenza di impostazione e di azione. È sempre facile dimenticare anche solo le cose di un mese fa, di 2 mesi fa. Oggi noi non stiamo più a parlare di spread nei tassi di interesse, però questa era la prima cosa che tutti guardavano alzandosi al mattino, ed è una cosa che influenzava e magari potrà ancora influenzare la vita di ogni italiano. Non è un caso che lo spread si sia ridotto, non è un caso che la minaccia di una crisi finanziaria oggi sia, per fortuna, e lo dico con grande piacere questo, per fortuna oggi questo è, contenuto, questo rischio. E questo io vorrei dirlo con molta pacatezza, questo è il risultato di quella azione di contenimento del disavanzo, di diminuzione del debito pubblico che questo governo ha trovato. Non è piacevole per chi arriva al governo dover chiedere sacrifici, dover impostare un'azione di rigore, però non si deve neanche trascurare il fatto che l'alternativa sarebbe stata molto più pesante sulla vita delle persone, perché trovare con un governo, noi oggi abbiamo molte amministrazioni locali che forse anche grazie a, diciamo così in modo molto garbato, politiche miopi, forse potremmo persino dire politiche dissennate, oggi non hanno la possibilità di pagare gli stipendi su imprese pubbliche. E a chi chiedono? Chiedono ammortizzatori sociali. E chi paga gli ammortizzatori sociali? Le parti sociali, ma in generale i contribuenti. Lei da Ministro del Lavoro sente di aver dato il massimo? Direi di poter dire di sì. Non so se sarebbe stato, io ce l'ho messa tutta, con la mia competenza, con la mia, voglio anche dirlo, onestà intellettuale, l'indipendenza. Noi siamo ministri tecnici, non abbiamo un partito di riferimento, avevamo una maggioranza con la quale ci siamo sempre confrontati. Tra l'altro ricordo che la riforma del mercato del lavoro è l'unica che è stata approvata attraverso un disegno di legge, quindi con un confronto anche in Parlamento, che magari non ha avuto i tempi lunghi che il Parlamento avrebbe desiderato, ma le assicuro che per esempio in Commissione al Senato abbiamo veramente lavorato con la maggioranza che sostiene il governo. Adesso non la vede quando legge i giornali questa maggioranza? Beh, siamo entrati in campagna elettorale, mi sembra che oggi, io credo che forse si potrebbe impostare una campagna elettorale che dia più giustizia agli italiani, che sia meno, questa sì, per spot, meno indirizzata a vendere illusioni, sapendo tutti che di illusioni non si può più vivere, meno che mai in questo paese. Ma io penso che la credibilità, l'idea, l'immagine di credibilità e di rigore che Monti ha portato nel mondo sia un punto di non ritorno. Dal 29 marzo vieni a firmare ai gazebo e in tutti i comuni. Sostieni il referendum Lega Nord per l'abrogazione della legge Fornero. Migliaia di lavoratori esodati e disperati, pensionati alla fame. Ridiamo speranza e dignità al lavoro. Vieni a firmare.org. Firma, firma, firma! Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin,
per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma, firma, firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234 234 0266 234 234. Bene, torniamo adesso brevemente in onda con qualche consiglio per la lettura, ma soprattutto io vorrei riaprire le linee accanto al discorso referendum, che vi ricordiamo in maniera puntuale, precisa, cadenzata, visto che fino a martedì prossimo c'è la raccolta firme sui primi 5 quesiti, ma prosegue poi la raccolta firme sul quesito relativo al reato di immigrazione clandestina, che firmerà anche il giovane Silvio, a quanto pare. Dunque prosegue la campagna referendaria per la raccolta delle firme sui quesiti referendari sui quali saranno chiamati a decidere, speriamo, gli italiani, i cittadini italiani e le cittadine italiane. Tanto però a me interessava molto di più in questa fase mattutina, non è che mi interessava molto di più, mi interessava allo stesso modo proseguire quel bellissimo discorso sulla metafisica in politica che abbiamo iniziato ieri con alcuni ascoltatori di Radio Padania Libera, che possono anche oggi chiamare, in quest'ultima fase di questa fantastica, mirabile trasmissione, allo 02 66 20 35 29. Chi vuole intervenire può farlo, soprattutto se è esperto di metafisica, perché in questo caso, diciamo, i pragmatici li lasciamo da parte. Noi che abbiamo imparato a vivere d'aria ci piace parlare di metafisica e non di banali questioni materiali che odiamo, che ci fanno schifo, perché chi vive d'aria è felice e contento. Quindi chi vuole intervenire può farlo, 02 66 20 35 29, purché si parli di metafisica, insieme naturalmente alla raccolta firme per i quesiti referendari. I quesiti referendari vanno firmati anche nei propri comuni di residenza e c'è più tempo per quello relativo all'immigrazione, al reato di immigrazione clandestina, come sapete, ma vi ricorderemo all'infinito in questi giorni tutti i quesiti, i numeri di telefono che è 0266 234 234 e il sito viene a firmare.org. Abbiamo 2 aspiranti docenti di metafisica applicata e anche non applicata, se volete, non è necessario applicarla, perché già la parola applicazione implica un concetto di praticità che a noi ci fa schifo, perché ci piace la metafisica totale, assoluta. Ergo, sentiamo i primi 2 aspiranti docenti di metafisica allo 02 66 20 35 29. Pronto? Ciao Giulio. Poi non mi sembri tanto metafisico come impostazione, però. No, non ti sembra metafisico, metà no. Ah, ho capito. Ok. Prego. Allora, dovresti dirci, primo, com'è andata la riunione circa... No, ne parleremo, quelle sono baggianate realistiche. Realistiche, non sono metafisiche. No, non sono importanti, non è metafisica. Oggi solo metafisica. Ah, ok. Beh, quando ce ne parli così almeno non mi so sintonizzare. Avremo tempo, avremo modo, perché ci sarà un discorso molto serio da fare. Va bene, ok, allora la domanda è questa. Ascolta, ieri ho sentito quella signora che parlava della, appunto, metafisica, no? Ma la coscienza esiste? Porca, questa è una domandona, questa è bellissima. Guarda, ieri ho insistito come un pazzo per cercare di telefonarti, ma non ci sono riuscito. Adesso lascio la palla agli altri. Benissimo, ti ringrazio perché hai portato una domanda di eccezionale levatura e di straordinario spessore nel nostro dibattito. La coscienza esiste, peraltro di grandissima attualità, anche qui proprio, in questi studi qua. Pronto? Sì, pronto, sono Luigi da Torino. Scusa, non ero preparato la domanda perché ieri purtroppo non ti ho seguito. No, beh, la domanda del momento, in questo caso oggi, è: la coscienza esiste? Ecco, ok, la coscienza esiste. No, è un punto di domanda, tu hai fatto un'affermazione, sei già andato oltre. La coscienza esiste? Punto di domanda. No, non lo so, in questo periodo sinceramente non lo so. E nel caso quanto costa? Qual è il prezzo? Costerebbe tantissimo. Come avrebbe detto l'ex eurodeputata Iva Zanicchi, quanto costa? Qual è il prezzo giusto della coscienza? Costerebbe tantissimo oggi la coscienza, perché mi sa che molti non ce l'hanno. Io volevo parlarti in riferimento a quell'articolo che hai detto di Travaglio, no? Sì. Io
mi è piaciuto molto. Io consiglierei a te di fare fotocopie, distribuirle a Salvini e ad altri politici che quando vanno in televisione a parlare con alcuni di quei personaggi, di fargli capire come sono voltafaccia e tutto il resto, per vedere, visto che noi siamo populisti, loro sono delle voltabandiera a tutti gli effetti, specialmente quella della bocca larga, la rana della bocca larga, ex demitiana, va bene? Picierno 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Cainarca. Io è la seconda volta che la chiamo dopo più di un anno. Ciumbi. Sono incazzato, sono stanco di sentire, mi faccia sentire un po' di bella musica, Gesù Cristo, di qualche bel pianista che almeno mi fa passare il mal di stomaco, che mi viene ascoltando tutte le cazzate che fanno con la gente lì. Chi? Lei dovrebbe essere, scommetto, ma lei è un bel pianista. No, è bel pianista. Perché, sono due parole sbagliate una dopo l'altra, sia bel che pianista. Lei mette della musica formidabile e mi fa passare, mi fa godere, dai, un bello swing, un ragtime, qualcosa. Quando... E quei pianisti che lei mi nasconde, che hanno 6 dita sulla sinistra. Glielo prometto, no, hai ragione, glielo prometto, però quando torniamo alla normalità, non adesso non siamo normali. Quando saremo normali ritorniamo. Mi ha fatto sentire Mani prima, mi ha fatto sentire 1000 lire al mese, mi ha fatto sentire un altro brano prima di mezzogiorno, dai. Sì, però non di quelli che dice lei, perché non siamo in una fase normale, siamo in una fase metafisica, quindi purtroppo, però poi glielo prometto, e poi torniamo alla normalità. Io posso venire una volta in redazione e vederli in faccia? Ma sicuramente, l'aspetto qua. Ecco, dai, quando arrivo mi faccio dire, senti, Bonaventura, vengo giù, mi presenterò. Lei dice, mi sta aspettando quello là. Lei dice così, ecco, giù in radio, giù, ma proprio giù. La ringrazio. Grazie a lei, è stato simpaticissimo. 02 66 20 35 29 per chi vuole metafisicamente intervenire. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao, ci conosciamo innanzitutto per dirmi ciao. Qualche volta ti ho mandato qualche email. Scherzavo, non è che mi interessi. Prego, dimmi. Dicevo che gli 84 euro che non sono metafisici, però credo che siano metafisici perché sembra che li paghi l'INPS, no? Perché 84 euro? Cosa c'entra 84? Ma quelli lì, quelli che sembrano 80 euro, quelli che sono. Ah sì, quel che l'è, che sono meno di 80. Sì, esatto, 80 euro quello che dicono che sia, ma sembra che l'INPS siano recuperabili dal datore di lavoro scalandoli dai contributi che devono pagare all'INPS, poi l'INPS deve farseli rimborsare dall'erario, per cui siamo già al metafisico qui, Ah sì, non si capisce bene chi li paga, hai capito? Ragazzo, qui la musica è completamente diversa. Hai capito? La metafisica tracima anche dagli 80 euro. Sì, secondo me anche lì non si capisce bene. Comunque, va meglio parlare di queste cose perché altrimenti Ciummi, ho lasciato il telefono acceso, vuoi vedere? Cos'è che sento io squillare qua? Vabbè, questo non è metafisico, purtroppo. Sì, ho lasciato la suoneria accesa. È il bello della diretta, il brutto della diretta in questo caso. 2 metafisiche telefonate prima del metafisico spot sui realissimi, concretissimi quesiti referendari. Pronto? Pronto, ciao Giulio, io sono Paola. Allora io di metafisico non ti dirò niente, dico solo che non è possibile che ci siano ancora gli appelli per andare a firmare questi benedetti referendum. Tutti gli esodati dove cavolo sono? I disoccupati dove cavolo sono? E chi di nuovo ha votato così da schifo? Con la campagna che abbiamo fatto, con i valori che abbiamo, che non vogliamo l'immigrazione. Il prossimo che sento che si lamenta, che continuano ad arrivare, mi chiederò che cosa hai votato. Tienitelo, io dico all'Italia sta bene quello che gli capita, perché sono tutti dei deficienti. Ciao. Bene, altra telefonata. Pronto? Sì, pronto Giulio. Io ieri ho seguito il discorso che hai fatto vabbè, che parlavate che i politici dovevano essere conseguenti alla loro cattolicità o quelle cose lì, no? Sì, è stato un discorso che mi è piaciuto perché l'hai tirato avanti anche per un po' e a me piace ascoltare gente che ha 2 opinioni diverse, però posso intendere che io, pur essendo ateo e non penso
penso che la signora abbia tirato fuori qualcosa invece di giusto, perché secondo me chi fa politica e facendo politica si appoggia a questi ideali, cioè dice per me questi sono gli ideali, poi deve essere anche conseguente, perché se no diventa una pagliacciata. E allora ci sono tanti politici che ti fanno vedere appunto andare a messa, fare tutte queste belle cose lì e poi votano tutte le leggi che vanno contro queste cose. Direi che potrebbero anche smettere di fare politica, cioè per essere conseguenti alle loro azioni, è quello che io penso che la signora voleva dire. Poi magari mi sono spiegato anch'io male, perché credo di aver capito. Grazie anche a te. Che forse per molti è la più dolorosa. Questa è la riforma pensionistica con questi principi. E poi ci sono i vincoli finanziari. E i vincoli finanziari oggi sono severissimi. Allora, nessuna riforma pensionistica dà nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Le famose lacrime, le ricorderete. Firma. Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234 234 0266 234 234. Grazie onorevole Cazzola, si sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Abbiamo alcuni colleghi che hanno chiesto di intervenire a titolo personale. Onorevole Mussolini per 2 minuti. Grazie Presidente, caro Ministro Fornero, lei finora ha dato i numeri, allora diamoli questi numeri. 65.000 gli esodati che lei aveva detto quando i numeri sono stati dati dalla Ragioneria dello Stato, 55, i 55.000 quelli nuovi, 90 che nella smorfia è il Ministro e la paura e la disperazione, 36 le lacrime che non ha versato lei ma che lei fa versare agli italiani, 77 i disoccupati, perché è vero che lei non è il Ministro del Lavoro ma è il Ministro della disoccupazione, come si fa a dire avendo giurato sulla Costituzione che il lavoro non è un diritto. Guardate, io ne ho sentite molte e non voglio ripetermi, ma con piacere voto contro, perché lei è un ministro che si deve dimettere. Grazie. Anche Alessandra Mussolini firmerà insieme al giovane Silvio i quesiti referendari per cui la Lega Nord sta raccogliendo le firme. 02 66 20 35 29 per gli ultimi metafisici 10 minuti che abbiamo da passare insieme in questa metafisica mattinata. Pronto? Pronto, sono Gianni da Genova al Metafisico. Gianni Metafisico, buongiorno. Volevo dire che tutto, intanto il referendum lo votate e devo andare in comune soltanto a votare quello per la reintroduzione dell'immigrazione clandestina. Ma tutto, il valore della coscienza quanto vale, dipende dalle tramvate che si prendono in testa e poi dalla coscienza riflettente, come c'era nel libro dell'ultracasta di Stefano Levagiotti, ti ricordi quel magistrato, no? Sì. Che faceva quei bei servizietti, poi naturalmente anche quelli che sono diventati presidenti della consulta hanno tutto il redarguito che per la coscienza riflettente non poteva ricordare, allora sai, la coscienza è quella lì. Sì.
È anche quella lì, perché ha tante cose. Grazie a Gianni il metafisico e passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, Nina, Milano Centro. Io intervengo con metafisico ritardo rispetto a ieri, perché ieri non sono riuscita a prendere la telefonata. Volevo solo dire che Giulio Cainarca mi piace molto e soprattutto mi è tanto piaciuto ieri perché ho sentito la sua voce difendere la laicità, valore che sembra proprio ormai perso non si sa dove, insomma. Tutto qui. Viva i laici, i pochi autentici laici che ancora rimangono. Grazie e speriamo in bene. La saluto, la ringrazio e abbiamo ancora spazio per un po' di telefonate allo 02 66 20 35 29. Pronto? Buongiorno, sono Maria da Torino. Anch'io apprezzo moltissimo il dottor Cainarca, dottore effettivo e non fasullo, e le sue trasmissioni, la sua ironia, a volte graffiante, e anche moltissimo la musica che mette. Comunque non so se sia metafisico il mio pensiero, ma mi rivolgo al cavallo di Troia. Cioè? Allora, tutta sta gente buonista da strapazzo che parla di far entrare a dismisura con un'invasione incontrollata sta brava gente che arriva da territori che pacifici non sono, anche per cultura, è come il cavallo di Troia. I primi che hanno fatto entrare il cavallo a Troia, nonostante le invettive della Cassandra, sono stati i primi a essere uccisi. Se continua un'invasione incontrollata non ci saranno scorte che tengano, non ci saranno abitazioni privilegiate che tengano. Si ricordino i buonisti da strapazzo. Grazie per quello che fa, dottor Cainarca. Grazie anche a lei. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronti? Ciao Giulio Michele da Brescia. Ciao Michele. Ciao. Due cose metafisiche. La prima è metafisico, è tutto quello che c'è oltre la Lega, quindi niente. Secondo, la metafisica ci deve spiegare come mai esistono ancora i comunisti. Ciao, grazie. Ti saluto. Nella politica io ho visto molti atteggiamenti negativi, molto cinismo, molto calcolo di breve periodo, che tra l'altro è stato anche mal riposto perché comunque i risultati elettorali non mi sembra che li abbiano premiati. Purtroppo questo cinismo non è solo limitato alla politica e questo ci porta a una considerazione generale che c'è troppa poca collaborazione nel paese, cooperazione, per cui mentre l'atteggiamento di dire noi abbiamo 20 anni alle spalle in cui sostanzialmente non cresciamo, quindi questi non sono i problemi né dell'ultimo anno e mezzo del governo Monti, che se ne dica per quanto siano le responsabilità che ci attribuiscono, io devo ancora dire che sento ancora, nonostante tutto il carico di sofferenze, diciamolo pure così, sento ancora l'orgoglio di quello di aver appartenuto a un governo che ha fatto qualcosa di importante per il Paese. Ci sono parti della riforma su cui diciamo aspettarsi i risultati a breve termine è secondo me ingenuo, qualche volta anche vorrei dire non onesto. Quanto ai partiti direi che io non mi faccio illusioni, naturalmente era molto facile criticare poi e soprattutto criticare un ministro che non ha appartenenza politica. Prenderò anche il tempo per riflettere. Non ho mai pensato che sarebbe stato un lavoro facile, sicuramente avevo sottovalutato le difficoltà e anche le resistenze. E sono esagerata se dico che l'hanno lasciata un po' sola? No, non è affatto esagerata. Firma, firma, firma! Puoi firmare nel tuo comune di residenza il referendum per l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abolizione delle prefetture, per l'abrogazione della legge Mancino, per dire stop ai concorsi pubblici per gli immigrati senza cittadinanza italiana e per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Firma, firma, firma nel tuo comune di residenza. Per ogni informazione e segnalazione 0266 234
234 0266 234 234. Due telefonate, pochi minuti ancora a nostra disposizione, 02 66 20 35 29. Qui non si fa radio alla pizza e fichi, si fa radio alla metafisica e si parla di temi talmente elevati che avremo qui 5 ascoltatori al massimo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io mi riferisco ai referendum, li ho votati, non tutti, ho portato anche altra gente, non ho proprio votato quello della Fornero, perché vorrei, mi va benissimo trovare la soluzione per gli esodati, ci mancherebbe altro, però vorrei ricordare che prima c'erano 7 lavoratori per un pensionato, adesso invece siamo arrivati alla parità 1 a 1 e quindi il problema va risolto. Come pensa di risolverlo Salvini? Cioè, c'è qualche idea in atto? Bene, Grazie. giriamo la domanda. Intanto 2 ore e mezza a partire da mesdì, a partire dalle 12, detto in francese mesdì, a partire da mesdì 2 ore e mezza con Alessandro Morelli sul tema dei referendum. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Anna di Vicenza. Prego. Io ho già firmato tutti i referendum, perché firmare non vuol dire votare, poi ci penserò. Certo. Allora, Grandi Peana, quasi al 42%, il PD, siamo al tempo di De Gasperi e della grande DC. Queste persone si dimenticano, compreso il PD, che andavamo a votare il 90% quando c'era De Gasperi e quando c'era la DC tempo addietro. Io non ho mai votato DC. Ma siamo andati a votare il 53% degli italiani, il 47% se n'è rimasto a casa. Io depreco sempre chi non vota. Ma l'altra metà che non ha votato, dov'è il tempo di De Gasperi? Si sono dimenticati che una metà non ha votato? Allora i Peana se li tengano per loro. Arrivederci, buongiorno. Bene, arrivederci, a risentirci, anzi a lei, 02 66 20 35 29, 2 telefonate e poi chiudiamo metafisicamente la parte della mattinata che ci separa dal mesdì. Pronto? Buongiorno, buona Padania, sono Luca. Prego Luca. Buongiorno. Senta, io, buona Padania a tutti, sono un leghista da quando ho potuto votare, nel 89-90 è stata la mia prima votazione, e poi ho fatto l'errore, non questa volta, la volta prima di abbandonare la Lega, adesso sono tornato. E l'ho sentita proprio questa votazione, sono andato, parlavo con tutti, insistevo, cercavo di spiegare dell'euro e tante cose. C'è un piccolo handicap nei nostri referendum, io li ho votati tutti meno uno, che è quello dell'abrogazione del legge Merlin. Abbiamo contro anche, perché ad onne vanno anche i leghisti, non è che non vanno. E il problema è che così come messa è molto cruenta. Secondo me bisognerebbe ragionare e farla un po' più morbida, l'eliminazione dalle strade. Cioè fare un discorso di un alternativo. È una mia idea perché ho visto tanti inizioni, ma poi non vado più a... Considerato anche il fatto che comunque non c'è, cioè firmare perché si faccia il referendum non vuol dire approvare una cosa, vuol dire poter permettere agli altri di scegliere. C'è l'ultima telefonata, pronto? 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 Sì, buongiorno. Ecco, chiamo da Brescia. Pronto? Sì, prego. Ecco, chiamo da Brescia. La domanda metafisica è l'esodato che non riceve niente, nulla, che senso ha guardare e sentire la Fornero? È una dedica alla Fornero che può entrare in un concetto metafisico. La canzone di Legnano del Nobel Giuseppe Carducci dovreste fargliela sentire ben da un fine dicitore. Ecco, una dedica alla Fornero, la canzone di Legnano. Grazie. E tanti saluti e buon pomeriggio a tutti.